le terribili profezie rivelate da Gesù alla mistica Luisa Piccarreta. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi della mistica Luisa Piccarreta, nata e vissuta a Corato per tutta la sua vita e morta nel 1947. Luisa Piccarreta è stata una serva di Dio ed una terziaria delle figlie di Maria. Ella, sin da giovanissima, incominciò ad avere tutta una serie di visioni di Gesù, di Maria e che le rivelarono tutta una serie di messaggi circa quello che sarebbe stato il futuro dell'umanità. La mistica Luisa Piccarreta raccolse tutto una serie di volumi intitolata dei libri di cielo e descrisse in particolar modo la visione della passione di Gesù nell'opera Le 24 ore della passione di Gesù, a cui sono associate delle promesse per tutti coloro che ogni giorno si cimenteranno nella lettura di un'ora della passione di nostro Signore. Per quanto riguarda le profezie che riguardano il futuro dell'Italia, Luisa Piccarreta ricevette da Gesù questo messaggio il 2 novembre del 1917. Continuando il mio solito stato tra privazione, pene ed amarezze, specie per tanti mali che si sentono dell'entrata delle potenze straniere in Italia, pregavo il buon Gesù che arrestasse i nemici e gli dicevo: era questa forse la Fiumana che tu dicevi nei giorni scorsi? E il buon Gesù, venendo, mi ha detto: figlia mia, era proprio questa la Fiumana che ti dicevo, e le potenze straniere continueranno a correre e ad invadere l'Italia. Troppo se l'è meritata. Io avevo scelto l'Italia come una seconda Gerusalemme. Essa, per contraccambio, ha disconosciuto la mia legge, mi ha negato i diritti che mi si dovevano. Ah, posso dire che non più da uomo si comportava, ma da bestia, e sotto il pesante flagello della guerra neppure sono stato riconosciuto e voleva andare avanti da mia nemica. Giustamente si è meritata la sconfitta e la continuerò ad umiliare fino alla polvere. Ed io, interrompendolo, dissi: Gesù, che dici? Povera patria mia, come sarai lacerata! Gesù, pietà, arresta la corrente dello straniero. E Gesù, figlia mia, con mio dolore devo permettere che le potenze straniere avanzino sul suolo dell'Italia. Tu, perché non vuoi bene alle anime come me, ne vorresti la vittoria, ma se l'Italia vince sarà una rovina per le anime. La loro superbia deve giungere a tanto da rovinare quel poco d'avanzo di bene che c'è nella nazione. Si sarebbero additati ai popoli come nazione che sa fare senza Dio. Ah, figlia mia, i flagelli continueranno, i paesi saranno devastati, li spoglierò di tutto, il povero e il ricco saranno una sola cosa. Non hanno voluto conoscere le mie leggi. Della terra si erano fatti un Dio per ciascuno di loro, ed io, con lo spogliarli, farò riconoscere che cosa è la terra. Col fuoco purificherò la terra, che è tanta il fetore, il cattivo odore che esala, che non posso più tollerarla.
molti resteranno sepolti nel fuoco e così rinsavirò la terra. È necessario, lo chiede la salvezza delle anime. Te l'avevo detto tanto tempo prima, te l'avevo rivelati questi flagelli. Il tempo è giunto, ma non del tutto ancora. Altri mali verranno. Rinsavirò la terra. Ed io, mio Gesù, placati, basta per ora. E il mio Gesù, ah no, tu prega, ed io renderò meno crudele la furia del nemico.